Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura un passo in avanti verso la parità salariale uomo-donna in Sicilia. La Commissione Affari Istituzionali dell'Arsa ha infatti approvato un disegno di legge firmato dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. La proposta, che ora procederà verso l'iter parlamentare per l'approvazione definitiva, prevede una serie di incentivi per le aziende che assumono donne con retribuzioni equiparate a quelle degli uomini. Ai titoli di coda il processo relativo al femminicidio di Agata Scuto, la 22enne scomparsa 12 anni fa da Cireale. La terza corte d'assise di Catania ha condannato all'ergastolo Rosario Palermo, ex compagno della madre della giovane. Secondo l'accusa, l'uomo l'avrebbe uccisa per evitare che si scoprisse la gravidanza della ragazza, con cui aveva avuto una relazione segreta. Torna in libertà l'avvocato civilista di Siracusa, posto ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una cliente. Inattendibile, secondo i giudici, il racconto della vittima. Ci sarebbero dubbi sul mancato consenso della donna. Colpi di spranga contro il parabrezza di una decina di auto parcheggiate a Palermo. L'autore del gesto è un ambulante che avrebbe posizionato la sua bancarella negli stalli riservati alle moto, generando la reazione di alcuni dei presenti. In risposta al loro disappunto, l'uomo si sarebbe vendicato danneggiando le auto. In conclusione il meteo, si prevede ancora qualche giorno di caldo anomalo in Sicilia, con temperature che superano i 20 gradi. Domani, 17 gennaio, il sole sarà il protagonista. La parentesi primaverile però alle ore contate, da venerdì cambio di rotta. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.